La parola Shoah ha origine dall'ebraico e significa distruzione, devastazione, ma indica, nel linguaggio storico, il genocidio spietato messo in atto dalla Germania nazista e dai suoi alleati, fra cui l'Italia, nei confronti degli ebrei, ma anche di tutte le categorie di persone ritenute dai nazisti indesiderabili. Fra il 1939 e il 1945, 6 milioni di ebrei furono uccisi con cattiveria e malvagità. Vediamo allora come si arrivò a questo evento, una delle pagine più sconvolgenti della storia. Hitler utilizzò l'antisemitismo come capro espiatorio per tutte le sofferenze della Repubblica di Weimar, odierna Germania, uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale, e guadagnò un grande consenso popolare. Nel 1925 scrisse il Mein Kampf, in cui esprimeva la sua visione sulle razze umane. Alla soluzione finale, così fu chiamata l'uccisione sistematica del popolo ebraico, si arrivò attraverso un processo di separazione degli ebrei, che furono divisi completamente dalla società tedesca. Le leggi di Norimberga del 1935 ufficializzarono il boicottaggio economico e l'esclusione sociale dei cittadini ebrei. Dal 1938 in poi, il processo di emarginazione subì una spinta definitiva che si concluse con la decisione, presa dai capi nazisti nella conferenza di Wannsee, di concludere la questione attraverso lo sterminio degli ebrei tedeschi e di tutta Europa, dal 1942. Essi all'inizio furono ghettizzati, cioè forzatamente concentrati in appositi quartieri delle città, e in seguito deportati nei campi di concentramento e di sterminio, costruiti soprattutto in Europa orientale. Dopo la selezione iniziale, che salvava temporaneamente coloro che erano in grado di lavorare, una parte veniva inviata direttamente verso la meta, cui tutti i prigionieri erano destinati: la camera a gas. I campi di sterminio erano anche luoghi di torture, di esperimenti, di lavori disumani. In Italia il fascismo aveva emanato nel 1938 le leggi razziali, firmate da Benito Mussolini, capo del fascismo, e controfirmate dal re, che escludevano gli ebrei, che da secoli erano presenti in Italia, dalle scuole, da molte professioni e dalla vita sociale. Per dare un'idea di queste infami leggi, ne riportiamo alcuni articoli. Agli ebrei è vietato di essere titolari di agenzie d'affari, di brevetti e di essere mediatori, piazzisti. È vietata la vendita di oggetti sacri, la pubblicazione di avvisi mortuari e di pubblicità, l'inserimento del proprio nome in annuari ed elenchi telefonici. È vietato detenere apparecchi radio ed esplicare attività doganali. La deportazione e lo sterminio iniziarono dopo il settembre 1943, quando in seguito alla caduta del regime fascista, i tedeschi occuparono l'Italia. In questa nera pagina della storia dell'umanità brillano le vite di coloro che, non ebrei e senza interesse personale, hanno rischiato la loro vita per salvare quella di chi era ingiustamente perseguitato. Lo Yad Vashem, l'ente nazionale per la memoria della Shoah di Gerusalemme, fondato nel 1953, ha attribuito a 27.712 persone il titolo di Giusti tra le nazioni. Così sono definiti questi benefattori, perché chi salva una vita salva il mondo intero. Fra i giusti italiani, che ad oggi sono 734, ricordiamo il commerciante Giorgio Perlasca e il medico antifascista Carlo Angela. Più vicino a noi ricordiamo Beatrice Ruggero Fossati in Rizzolio, nata a Masio il 2 febbraio 1904 e deceduta a Nizza Monferrato il 27 aprile 1995. Beatrice, col marito Ferdinando, era proprietaria di un mulino. Grazie alla sua posizione sociale e al suo coraggio, si adoperò nel creare una rete di solidarietà ad Alba, sfamando e salvando soldati e nascondendo ebrei. Con Carlo Ravera, veterano decorato della Prima Guerra Mondiale e maresciallo dei Carabinieri di Alba in provincia di Cuneo, e la moglie di lui, Maria, fu protagonista della salvezza di numerosi ebrei. Dalla fine di agosto 1942, 12 famiglie ebree, provenienti principalmente dalla Croazia, furono trattenute ad Alba come internati civili. Il 2 dicembre 1943, Carlo Ravera ricevette il telegramma del ministro Buffarini Guidi che ordinava di arrestare tutti gli ebrei e consegnarli ai tedeschi. Rischiando la vita e la carriera, non appena ricevuto il messaggio, disse a Beatrice Rizzolio, proprietaria del locale mulino, di avvertire Elsa Grün, una delle profughe che aveva trovato rifugio presso di lei con il figlio e la suocera. Ravera mostrò a Grün il telegramma e chiese di quanto tempo avessero bisogno gli ebrei per lasciare Alba.
decisero che sarebbero state sufficienti 24 ore. Grün chiese a Ella Tandler, un'altra rifugiata, di inviare sua figlia adolescente Livia come messaggera a tutti gli ebrei, in modo che si preparassero per la partenza. Il gruppo, composto da 12 persone, si salvò. Carlo Ravera finse di ricevere l'ordine solo dopo che tutti gli ebrei se ne furono andati. Il 23 gennaio 1975 Yad Vashem ha riconosciuto Carlo e Maria Ravera e Beatrice Rizzoglio come giusti tra le nazioni. Negli anni successivi alla Shoah sono state scritte riflessioni filosofiche di scrittori famosi, fra cui Zygmunt Bauman, Paul Celan, Primo Levi ed Elie Wiesel. Sono stati anche costruiti monumenti, fra i quali il Museo Yad Vashem, fondato a Gerusalemme per documentare la storia del popolo ebraico durante la Shoah, la memoria di ognuna delle 6 milioni di vittime e per ricordare i giusti fra le nazioni, e il memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa di Berlino, fatto da blocchi di cemento. Infine, nel 2005 è stata istituita la Giornata della Memoria, nella data del 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1945. Eisenhower, presidente degli Stati Uniti d'America, arrivando con il suo esercito al campo di Auschwitz, ordinò che fossero scattate il maggior numero di fotografie e filmati, perché un giorno non ci fosse qualche idiota che dicesse che tutto ciò non è mai successo. Purtroppo aveva ragione. Infatti, già dagli anni '80 ci furono alcuni saggisti che pubblicarono le loro teorie negazioniste. Dopo tutte le testimonianze, le immagini e gli oggetti della Shoah, ci sono ancora persone ignoranti che credono l'Olocausto un falso storico. Ovviamente le loro tesi sono rifiutate da tutti gli storici, ma queste idee sono vergognose e tolgono dignità alle vittime innocenti di questa tragedia. Noi pensiamo che questa pagina della storia sia triste e dolorosa e per questo ci impegniamo a documentarci e conoscere ciò che è successo, perché non si ripeta.